Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e ben ritrovati con le previsioni del giorno. Vediamo cosa ci aspetta oggi, in questo giovedì 6 febbraio 2020 e quali costellazioni la Luna attraversa e cosa rappresenteranno per noi. Prima però, come sempre, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questa giornata è dominata da Giove, una giornata sicuramente positiva. Abbiamo qui un grande trionfo di Giove, perché Giove non solo è dominatore di questo giorno, inteso proprio come giorno settimanale, ma è il dominatore anche del mese in modo indiretto, poiché passa attraverso la costellazione Pesci, quale dominatrice, appunto reggente del mese di febbraio, e anche come stella capo del giorno, perché infatti è Pesci, la prima costellazione attraversata dalla Luna oggi, e seguita poi da Capricorno. Dunque abbiamo un grandissimo influsso di Giove e anche un importante contributo di Saturno. Vediamo comunque cosa rappresenta questo grande influsso di Giove, perché se per certi versi qualcuno ha trovato difficoltà nell'ultimo periodo, è possibile che oggi qualche cosa vada a risolversi e si possano avere delle risposte anche favorevoli, però attenzione perché questa grande presenza di Giove indica anche che è possibile che nella giornata di oggi quello che noi andiamo a mangiare, ad assimilare, non sempre possa farci bene o perché può dare delle reazioni, dunque attenzione, non mangiate cibi che non conoscete in questa giornata, non esagerate a tavola e state lontani da quelle che sono già le cose che sapete essere dannose per voi. Anche in moderazione con i farmaci, non fate esperimenti se ancora non avete mai provato una cura, una terapia, siate cauti perché questa giornata per qualcuno può essere indicativa anche di qualche piccola reazione, di qualche fastidio. Inoltre è una giornata che ai 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 la linea, dunque attenzione perché potremmo essere spinti un po' a qualche forma di esagerazione. Un altro aspetto è che è possibile che il riposo non sia proprio eccellente, dunque dovremmo o che possibilmente accumuleremo stanchezza nell'arco della giornata proprio perché questi eccessi, questi influssi molto forti andranno a eccitare il sistema nervoso. La giornata comunque, oltre alla costellazione Pesci, come ho detto, vede la costellazione Capricorno, non solo in seconda posizione, ma anche in chiusura di quadrato, cioè è presente anche come ultima costellazione attraversata dalla Luna oggi. Questo doppio influsso comunque ci invita a fare attenzione ai rapporti lavorativi e alla possibilità che alcune cose sul lavoro non siano chiare e che ci venga chiesto magari qualche sforzo, qualche lavoro in più al quale non potremmo sottrarci. Dunque questo va detto, insomma, facciamo un po' di attenzione nei limiti del possibile. Attenzione anche alle gambe, attenzione ai denti, è una giornata dove se dovete andare dal dentista sicuramente molto favorevole risolverete il problema. E comunque di fondo una giornata molto interessante dal punto di vista economico proprio perché c'è la possibilità di un accrescimento o che si possano aprire nuove porte, nuove occasioni. Per quanto riguarda le previsioni elemento per elemento, in questo giorno in particolare i segni di acqua vedranno amplificarsi le loro capacità extrasensoriali, cioè oggi è possibile che percepiscano molto di più rispetto ad altri giorni e che l'aspetto emotivo e subconscio, subconsciente sia più determinante in questa giornata. Per quanto riguarda invece le costellazioni o comunque i segni con un grande predominio di terra o a maggioranza di terra, dunque i segni di terra, sarà una giornata molto favorevole. Riuscirete anche oggi ad avere delle buone intuizioni e a muovervi in anticipo rispetto a altri, soprattutto perché riuscirete a camuffare bene le vostre intenzioni così da non dare un vantaggio a eventuali concorrenti. Buono dunque questo giorno anche per voi.
Le costellazioni di fuoco dovranno fare attenzione a non eccedere, mentre già sono abbastanza tentati normalmente a rispondere agli impulsi, oggi potrebbero essere tentati anche a fare qualche spesa di troppo, dunque attenzione. Se siete in bolletta dovete ovviamente resistere alla tentazione di comprare quella cosa che alla fine tanto non vi servirà. Dunque oggi facciamo a meno che non siano proprio spese necessarie. È possibile che appunto le spese possano essere anche investite per questioni strutturali. Per quanto riguarda i segni d'aria, è una giornata dove la connessione fra mente e emozioni potrebbe dare sì delle buone intuizioni, sì delle buone idee, ma anche qualche cortocircuito, poiché probabilmente l'emotività non sarà facilmente gestibile in questa giornata, a differenza di altri momenti in cui tutto è razionalizzato o comunque decodificato secondo il solito standard. Oggi è possibile appunto che le emozioni prendano il sopravvento. Probabilmente qualcuno sceglierà di prendersi cura di sé, ma smodatamente, qualcun altro magari avrà desiderio di libertà, ma potrà calpestare involontariamente il sentire di chi gli sta intorno. Perciò anche qui, siccome la giornata comunque è molto favorevole per tutti, basterà avere qualche piccola attenzione per non essere tacciati di egoismo, questo in generale. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi ricordo il solito appuntamento con le previsioni per domani mattina allo stesso orario, dove vedremo appunto il venerdì 7 febbraio. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.